Allora, abbiamo parlato, c'è nato il discorso dell'invecchiamento attivo. Rispondiamo al primo messaggio: è vero, i soldi non ci sono per noi poveri pensionati, ma per altri poveri li trovano. Dovrebbero completare questa frase per essere più onesti. Ed è questa un po' la sensazione che commentavamo anche prima fuori onda, no? Le persone ne hanno un po', hanno raggiunto il livello, soprattutto chi ha una certa età, di delusioni, disillusioni, aspettative deluse a livello generale. Poi alla fine, quando il vaso è colmo, dici basta, ma non è possibile sempre andare a pescare, a raccattare dove ce n'è poco, però dove è più facile farlo. È un po' esasperante questa situazione, e poi anche tanti proclami, dichiarazioni e poi ancora il nulla di fatto. No, Le persone infatti, sono stanche, certo. tempo pochi anni e l'aspettativa di vita va sotto l'età pensionabile, non si vive a lungo a scatolette, cibi nei discount, senza cure mediche, roba da ricchi. Ma è verissimo anche questo, abbiamo visto che c'è stato infatti un decremento del peggioramento. Qua si riallaccia il discorso dell'invecchiamento attivo che volevamo dire, attivo fino a un certo punto l'invecchiamento. Sì, no, cioè una battuta solo sulle cose che diceva prima, perché in effetti che cos'è successo? Io sentivo stamattina venendo al lavoro un po' insomma l'analisi dei flussi su quanto è avvenuto in Inghilterra, e la grande sorpresa degli analisti è che è stato un voto di anziani. Prevalentemente, perché i giovani ormai sono disabituati là come da noi purtroppo, e chi va a votare sono prevalentemente gli anziani, e gli anziani che generalmente sono sempre stati insomma molto attivi, anche abbastanza progressisti, insomma eccetera, in realtà hanno dato un voto di protesta, ma anche perché io vengo anche insomma, da una riunione a livello europeo dei pensionati, e la cosa che è avvenuta, soprattutto nei paesi più poveri, diciamo tutti quelli dell'area mediterranea e dei Balcani, è che c'è stato un taglio per legge, esattamente come è avvenuto da noi, dei valori economici degli assegni pensionistici, ovunque, per legge, senza confronto con le organizzazioni sindacali. In Francia, in Germania sono rimasti fermi, cioè non c'è stato un aumento del valore economico delle loro pensioni. Dalle altre parti, per legge, per risanare i conti, per stare in Europa, c'è stato un taglio di questo, e anche dei sistemi di welfare che non si sono sviluppati. Allora io la leggo proprio come, cioè, basta, no? Abbiamo dato, siamo quelli che vengono fuori dalle guerre, che hanno costruito il progresso, eccetera, poi continuate a trattarci così, adesso ci stiamo un po' stufando, no? E se si guardano i flussi anche di quanto è avvenuto anche in Italia con le ultime elezioni, è simile, tranne forse diciamo così Roma, ma dalle altre parti l'analisi dei flussi ci dice che appunto dal punto di vista dell'età sono stati prevalentemente gli anziani a dare questo tipo di voto. Perché alla fine, al di là della fascia benestante di anziani, beati loro, che magari sono quelli che portano i soldi all'estero, per carità, ma quella fascia, gli altri risentono più di problemi di situazioni, sono i più deboli, quindi l'insicurezza è percepita dagli anziani, c'è poco da dire, il giovane si muove molto di più, magari non riesce, è talmente non ci sono i servizi che servirebbero, appunto come diceva essenziali, Gino. Esatto, cioè, tanti elementi c'è che bisogno sembra di una rivoluzione. E poi c'è il discorso del nazionalismo, un altro con il particolarismo, che un discorso di globalizzazione, se sta bene alla fascia più giovane, perché è la cosiddetta fascia Erasmus, no? In una mobilità globale, non sta bene a tutta un'altra fascia che invece ha il senso di appartenenza. Non sta bene se non gliela spieghi. Se non la fai vivere bene. Se non la fai vivere perché se tu a un certo punto vicino alla persona, io conosco delle persone anziane che vivono in un quartiere che era normale, carino e decente, gli piazzi vicino un condominio dove metti dentro, con tutto il rispetto parlando, non sono profughi, sono un misto mare devono essere ancora dichiarati profughi, extracomunitari, trentenni che estendono le mutande fuori e che girano mezzo nudi. Oddio, secondo me metti in discussione un attimo anche l'etica di queste persone, devi capire che c'è una sensibilità da rispettare. Se posso fare una battuta su questa cosa dell'Inghilterra, io penso che c'è un altro pezzo, non c'è solamente secondo me la protesta che monta un po' dappertutto, ma c'è anche, non sono un sociologo, ma la percezione che io ho è che c'è la paura di perdere pezzi di stato sociale, di prestazioni, e quindi la reazione è meglio il piccolo,
che però fa a pugni con la cosa che dicevo prima dei comuni, no? Piccolo non sempre è bello, è vero che mette in discussione un'identità di una comunità, no? Anche quando ma l'anziano del piccolo comune che conosce il suo sindaco fa più facilità ad andare lì che non andare appunto. E stiamo Ma è un parlando di problema di anziani. cultura, ma devi investire, che cos'è che serve adesso? Non è che tu allontani, se allontani il sindaco, non è che cambi, se tu gli lasci il servizio e se gli togli anche il servizio, oltre che allontanare il sindaco, che il problema si pone. Adesso io non lo voglio buttare in politica, ma ho sentito dichiarazioni, secondo me, preoccupanti. Stamattina rispetto all'esito inglese, dove anche in altri paesi, compresi in Italia, si dice ma anche noi dobbiamo fare sta roba qua. Per me sarebbe un dramma per l'Italia. No, però, ma non penso neanche che si possa arrivare, non ci sono neanche i no, presupposti. però guarda, io sì, sono anch'io molto contraria, sono d'accordo e sono anche molto preoccupata e penso che nessuno potrà uscirne da solo, non esiste, proprio non esiste. Però è anche vero che questa Europa ha fallito, come ci siamo detti tante volte, non puoi tu ammazzare solo i poveri e salvare le banche, certo, e salvare i ricchi, e questa Europa ha fatto questa roba qua, e lasciare fuori gli esclusi, cioè, la politica e far di nascere un clima di paura. Questo è un monito. Purtroppo è un monito, si poteva immaginare che poteva succedere una cosa di questo genere, non crolla niente se l'Europa a partire da lunedì e da martedì, quando si riunirà il proprio Consiglio europeo, incomincerà a voltare pagina. Se lo fa allora qualche speranza c'è, ma se non cambia questo diventerà drammatico per tutti e peggiorerà. Io sono assolutamente appunto d'accordo che non potremo sopravvivere da soli, tantomeno con paesi deboli come il nostro. La sanità decade, le pensioni non esistono quasi più, il lavoro precario, il miglior sistema di ammortizzamento, risparmi delle famiglie a rischio, deficit alle stelle. Quale messaggio positivo possiamo dare per concludere? Mi chiede una conclusione di speranza. No, io ce l'ho, sarà che mi aiuta il mio carattere, però io non dispero. Io posso anche perdere delle battaglie, ma finché non ho perso la guerra io combatto. Io penso di essere francamente nel giusto, penso che difendere gli ultimi e sostenere insomma le battaglie che come organizzazione sindacale, come CGIL, con la forza che abbiamo, perché siamo tutti più deboli, come abbiamo detto altre volte, stiamo sostenendo, e quindi che ne so, la Carta dei diritti universali, no? Per aumentare i diritti per tutti, non demordere rispetto all'idea di distruggere il sistema di stato sociale e di protezione che in questo paese abbiamo, dalla sanità alla previdenza, continuare a tenere botta con tutte le difficoltà che ci sono del caso. Bisogna farlo, e io finché campo farò questa cosa anche quando sarò in pensione definitivamente. Però se posso tornare solo per chiudere il discorso sull'invecchiamento attivo, perché almeno quando ci sono delle cose positive diciamolo, no? E allora appunto l'assessore regionale Lanzarin alle politiche sociali, chiaramente su delega immagino della Giunta, ha deciso di aprire un tavolo di confronto perché riconosce... Abbiamo finito la trasmissione? Sì, vola. Riconosce il fatto che appunto non ci sono politiche adeguate sugli anziani, e allora a partire dal processo di invecchiamento che c'è in atto si vuole incominciare a dire che gli anziani non sono solo un costo ma anche una ricchezza, e quindi si è incominciato a mettere in fila quali possono essere, diciamo, gli interventi, no? Dai servizi che possono riguardare il sostegno economico piuttosto che l'educazione permanente, cioè il riconoscere delle cose quotidiane che gli anziani attivi fanno nella società come un bene comune, la metto così per farmi capire, per l'intera collettività a prescindere dall'età. Quindi darci un valore. Dare un valore, riconoscerlo e metterlo a disposizione di tutti. Abbiamo incominciato a discuterne. Bene, allora
Allora io vi ringrazio, il tempo è volato a questo Grazie punto, a te. avremo ancora modo di parlarne, quindi avete visto siamo in una fase un po' di lavoro in corso, ma vi aggiorneremo su quel che capiterà, su quel che ci succederà, tanto per quel che riguarda il capitolo sanità nella regione del Veneto e quindi tipo anche previdenza. Dedicheremo più avanti a questo punto a settembre o a ottobre una trasmissione sul discorso delle case di riposo, doveroso, ci è chiesto anche da tante persone, e poi vi aggiorneremo naturalmente sulla contrattazione in essere per quel che riguarda l'aspetto previdenziale pensionistico, perché ancora diciamo che il dato non è Faremo anche lì una tratto. trasmissione specifica. Esatto, dedicheremo ad hoc un'altra trasmissione. Grazie ancora, grazie per aver partecipato, Grazie. ai nostri ospiti, SPCGL del Grazie. Veneto, e buon proseguimento.